ci sono quattro strutture che sono totalmente abusive e non autorizzate. Questo era un parcheggio che fino al 31/12/2014 c'era una convenzione con l'ospedale Vittorio Emanuele per un'area adibita al parcheggio per i dipendenti dell'ospedale. Ecco, il 31/12/2014 è scaduta la convenzione. Siamo qui un attimino anche per sapere dall'architetto catalano se c'è qualche novità in merito a quest'area o qualche proposta o qualcosa del genere. Noi come Consiglio circoscrizionale abbiamo votato una mozione per poter adibire quest'area, area di aggregazione, di svago per bambini, per persone della terza età, ecco, per avere un punto di riferimento in questo quartiere che ancora ad oggi si sente totalmente abbandonato da un'amministrazione che sappiamo tutti le condizioni anche economiche che vive. Però giustamente i residenti aspettano risposte dall'amministrazione centrale, perciò chiediamo che al più presto possibile per intanto di fare immediatamente interventi di pulizia e per togliere il pericolo per la pubblica incolumità, visto e considerato che a 20 metri di quest'area ci sono palazzi, abitazioni, bambini, anziani, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il primo intervento che credo che l'amministrazione a costo zero dovrà fare e deve fare immediatamente. Perciò io chiedo al Presidente della nona commissione, il dottor Tomacchio, poi insieme a lui e insieme anche all'architetto catalano, insieme al Consiglio circoscrizionale facciamo un sopralluogo nell'area e poi tutto ciò lo mettiamo in verbale e poi direttamente gireremo tutte le segnalazioni agli uffici di competenza. Perciò chiudiamo e facciamo un giro e poi riapriamo nuovamente la seduta.